Buongiorno a tutti ragazzi, ecco i vulcani più potenti del mondo. Questa è una piccola classifica, diciamo così così, dei 10 più forti al mondo. Quindi, come sempre, i vulcani fanno paura, ragazzi. Partiamo dal primo proprio, quindi il primo che ve lo dico a fare, penso che lo sanno tutti, Yellowstone, Stati Uniti. Quindi diciamo che questo è uno di quelli lì più distruttivi del pianeta, anche se l'ultima, diciamo, eruzione risale a 640.000 anni fa, proprio a Yellowstone, e diciamo la prima in assoluto avvenne addirittura 2,1 milioni di anni fa e diciamo è distruttivo. Questo è capace di cambiare, diciamo, il clima a livello mondiale. Quindi meglio se questo qui stia fermo, perché questo qui potrebbe distruggere gli Stati Uniti interi col Canada insieme. Quindi è una caldera proprio mostruosa, come l'hanno, diciamo, chiamata loro. Quindi è meglio se stia ferma. Al secondo posto, ragazzi, non manchiamo noi, dai, forza, pure l'Italia. Stavolta sta il Vesuvio. Quindi il Vesuvio, come sapete, ha precedenti storici da renderlo uno dei vulcani più pericolosi al mondo. Diciamo nel 44 è l'ultima volta che è eruttato, ma diciamo ha dei cicli ogni 20 anni più o meno, quindi si trova molto vicino alla città e quindi poi densamente abitata. Ciao Avvocatella. Quindi diciamo che rimane famosa la sua eruzione storica del 79 avanti Cristo, quando ha distrutto Pompei ed Ercolano. Ancora tuttora ci sono i resti, ragazzi. A terzo posto, ragazzi, ci sta il Popocatépetl, Messico. Questa è, diciamo, un largo montagnoso ghiacciato che si trova a 35 miglia da Città del Messico. Diciamo che ci vivono circa 9 milioni di persone, quindi immaginate come Napoli più o meno ci vive un sacco di persone vicine. Ciao Jasmine, l'ultima volta della sua eruzione è avvenuta nel 2000 e ha fatto, diciamo, evacuare, ciao Jasmine, 41.000 persone. Fortunatamente si è evitata la catastrofe. Poi ci sta il Sakurajima, Giappone. Questo qui lo chiamano anzi Vesuvio dell'Est a causa dei suoi alti livelli di attività vulcanica. Ogni anno se ne verificano un sacco. L'ultima, diciamo, eruzione potente, diciamo, potrebbe causare 700.000 vittime, diciamo, in un attimo. Quindi pensate un po', questo è un altro mostro, quindi diciamo che fa paura pure queste. Poi ci sta al quinto posto Galeras, Colombia. Questo si trova nella Colombia, al meridione della Colombia, a confine con l'Equador. Attivo da almeno 1 milione di anni, quindi tutti questi vulcani che sto dicendo, ragazzi, sono tutti attivi, non è che sono morti, quindi sono attivissimi ancora tuttora. Diciamo che ha 450.000 abitanti questo vulcano della Colombia, quindi può distruggere come i Campi Flegrei, come diciamo il Vesuvio, tutta la città, quindi evacuare sarebbe quasi impossibile come il Vesuvio alla fine, quindi non si scappa nemmeno da qui. Poi c'è il Merapi, ragazzi, Indonesia. Questo sempre attivissimo, ragazzi, quindi parliamo di vulcani sempre attivi. Quindi erutta costantemente dal 1548 ed è attivo da 10.000 anni, quindi questo proprio non ne vuole sapere proprio. Quindi si trova vicino alla città di Yogyakarta, dove si trovano migliaia di abitanti. Quindi nel 2010 ha fatto un'eruzione, ha ucciso 350 persone e ha sfollato 320.000 abitanti. Quindi anche il Merapi sconferma essere uno dei mostri, diciamo, che fa paura. Poi ci sta il Niracongo in Congo. È uno dei vulcani più attivi sul continente africano. È famoso per i suoi laghi di lava che si creano frequentemente nei suoi crateri.
diciamo che è il più vasto lago di lava fluida al mondo. Pensate un poco, questo è grande, è il più grande del mondo come vastità di magma, diciamo che è liquida proprio, quindi attualmente cola lava dei lati, quindi facendo lavi, allora, flussi lavici, sto traducendo, quindi ragazzi, a circa 60 miglia all'ora, quindi diciamo anche qui fortunatamente diciamo nel 2002 riuscirono a scappare 400.000 persone e quindi morirono solo poche persone, quindi 147 persone e però 4.500 edifici furono distrutti, pensate un poco, cioè 4.500 case furono proprio distrutte dalla lava, quindi lasciando 120.000 sfollati, quindi le case più vicine furono tutte rase al suolo dalla lava. Poi ci sta l'UAV, Papua Nuova Guinea, anche questo qua, sì sì, al finale sì, avvocato. Le eruzioni qua sono 22 dal 1700, ancora tuttora è sempre attivo, diciamo potrebbe causare danni catastrofici per un'area di più o meno 70 km diciamo dal suo cono, quindi anche questo qua è uno che fa paura. Poi ci sta il Tal, Filippine, che si trova vicino alla capitale, diciamo, delle Filippine, dove vivono 1,6 milioni di persone. Anche questo qua ha eruttato 33 volte dal 1500, quindi in totale tutte le sue eruzioni ci sono circa 6.000 vittime, quindi è un'isola, quindi è meglio starci lontani, anche se le persone ci vanno a fare trekking lì, però è a rischio loro poi, quindi ci sono i cartelli e tutto, quindi poi c'è il Mauna Loa Hawaii, questo per volume aree di superficie è il più grande vulcano del mondo. Diciamo, oltre ad essere uno dei 5 vulcani che ha creato le isole delle Hawaii, quindi le ha create lui, diciamo, le Hawaii, facendo queste eruzioni, diciamo, di lava. Quindi è attivo da 700.000 anni, pensate un poco, la sua ultima eruzione è nell'84. Sì, sì, da una parte sì, questi sono quelli là attivissimi proprio. I flussi lavici di questo qua fortunatamente avanzano a poca velocità, però possono pure aumentare. Diciamo che l'ultima eruzione è stata nel 1984, si diresse verso la città di Hilo, però fortunatamente evacuarono giusto a tempo. Quindi diciamo ragazzi che questi qua sono quelli che fanno più paura. E poi ragazzi ci sono i Campi Flegrei. Quindi i Campi Flegrei non vengono considerati, diciamo, perché questo qua è una caldera come Yellowstone, quindi loro la considerano il primo proprio vulcano più pericoloso proprio di tutti, quindi anche dello Yellowstone. Quindi i Campi Flegrei, questi sono vulcanucci, sì, viene classificato primo insieme al Yellowstone, quindi i primi due vulcani, in effetti non possiamo fare primo e secondo, come sta scritto qui, questa è una ricerca scientifica, ma bensì possono essere uguali perché hanno lo stesso potere, la stessa cosa, quindi diciamo che al primo posto dobbiamo aggiungere anche i campi, diciamo, i campi flegresi, sto dicendo bene. Quindi come primo posto anche i Campi Flegrei vanno ad affiancarsi a Yellowstone, quindi sia i Campi Flegrei che Yellowstone sono quelli là più potentissimi del mondo, questi possono cambiare il clima a livello mondiale, possono buttare giù tranquillamente i Campi Flegrei, a volte qualcuno dice ma quello interesserà solo la Campania, no ragazzi, quello interesserà non dico tu, sì, mezza Italia la farà fuori tranquillamente, i Campi Flegresi esplodono, quindi non è un problema della Campania. Poi dipenderà da che zona andrà a finire, quindi sicuramente la Campania sì. Poi dobbiamo vedere Lazio, Abruzzo, Molise, tutte queste altre qua. Quindi diciamo che farà paura. Quindi
Pensa che si stima che la cenere possa arrivare anche in Friuli Venezia Giulia. Pensa un poco che forza che c'ha sto coso che fa paura. Quindi è come un Campi Flegrei. I Campi Flegrei, in effetti, se ruttassero con la massima potenza, diciamo, sì, sì, è vero, farebbero fuori 54 stati americani più quello lì. No, no, tu sicuramente no, però la cenere arriverà sicura, no. Questo no, voglio dire io che arriverà i flussi di cenere anche da voi, no? Impossibile proprio il Friuli Venezia Giulia, però mezza Italia la farà fuori, l'altra mezza rimarrà bloccata nell'inverno glaciale che si verrà a creare dopo, quindi se non muore di peste si muore di carestia, perché dopo il clima verrà offuscato dal sole e quindi le temperature si crolleranno, diciamo, fortemente, diciamo, su tutta, diciamo, Italia, Germania, Francia, e tutti questi paesi qua ci sarà proprio un inverno, la glaciazione, va. Quindi, diciamo, per l'Europa sarebbe proprio pericolo, non dico gli Stati Uniti. Sì, sì, in effetti più per 2 anni no. Per 4 anni non ci sarà più il sole diretto sulla Terra, perlomeno in questa zona dell'Europa. Quindi tutti quanti saranno costretti ad andare via, quelli che si sono salvati poi. Quindi gli Stati Uniti la stessa cosa, gli Stati Uniti se quello esplode farà fuori tutta l'America con tutti i suoi stati più il Canada insieme e quindi dovranno andare da un'altra parte perché il clima diventerà poi ostilissimo, quindi era glaciale e quindi per 4 anni la stessa cosa come i campi flegrei, non si potrebbe più, il sole non ci sarebbe, quindi dovremmo cambiare casa proprio tutti quanti. Quindi questa diciamo è la classifica di quelli là più veramente che fanno paura. Quindi sono tutti attivissimi al momento, quindi non è che stanno fermi, quindi stanno eruttano bello Yellowstone attivo, Vesuvio. Lo Stromboli qua non l'hanno messo come il più perché non è capace di fare chissà che. Quindi qua si trovano solo una classifica di quelli là veramente che possono fare danni pesanti, quindi possono cambiare il clima, possono a livello locale, ragazzi. Poi a livello globale ci stanno solo Campi Flegrei e Yellowstone. Tutti gli altri possono cambiare il clima, ma a livello locale, cioè nella parte dove stanno loro. Solo Yellowstone e Campi Flegrei possono fare a livello mondiale, pensate un poco. Certo, la botta più forte si avrebbe in Italia se lo fa in Italia, il clima cambierebbe pure altrove, ma di meno, quindi diciamo risentirebbe tutta l'Europa qui, oppure gli Stati Uniti dall'altra parte, quindi però se ne so, se scoppia diciamo a Yellowstone, in Italia sì, avremo un po' di freddo, ma non come lì, quindi avremo conseguenze meno drammatiche. No, guarda, avvocato, se scoppia questo qua, Campi Flegrei, la campagna salta tutta in aria. Quindi qua non ci salviamo nessuno a finale. Quindi se esplodono i Campi Flegrei, la Campania, proprio Campania e Lazio vanno per terra quasi. Poi dopo ci sarebbe la Calabria, poi ci sarebbe l'Abruzzo, il Molise, quindi mezza Italia, quindi tutto il centro, la Sicilia si salverebbe, un po' della Calabria, un po' della Puglia, ma butterebbe subito a te. Poi dipende sempre dall'intensità, eh. Poi dipende da come, che forza, se... E vabbè, veniamo tutti quanti a Friuli Venezia Giulia, no? Andiamo a fare il run, andiamo a fare. Anzi no, i polentoni, eh. Sì, solo questi ci dice, mo. Jasmine, atti clandestini. Oh, Italia, non siamo clandestini noi. Ah, già, noi siamo terroni, hai ragione. E c'è il permesso di soggiorno. Sì, Jasmine, ti pare che ricevi no? Jasmine, hai visto? Poi dice, quando incominci e poi cominci a mangiare dolce. Invece ragazzi, io vi saluto, vado a mangiare l'orata arrostita con l'insalata. Quindi continuiamo sta dieta, tengo una fame, vai. Quindi
facciamo ancora questo sacrificio fino all'Immacolata, quindi 8 dicembre. Quindi il 7 poi mi scasso, poi il 7 faccio la diretta, faccio vedere che significa stare al nord e stare al sud. Quindi poi quando vedremo il cenone dell'Immacolata del 7 perché si festeggia il 7, poi vedete. Quindi 24 e 25 faccio diretta live proprio da casa, quindi vediamo che cosa qui si cucina. Quindi faremo il cenone di Capodanno, poi quello lì. Sì, sì, come quello di un po' in un filmone, sì, sì, già immagino. 2010, metti dal 2010 in avanti. Non fa sempre 1910. Secondo me stai 100 anni persa indietro. Gesù mio, ogni volta che mi mandano video, è una cosa mostruosa. Io non so come li trovo, guarda, io non so che biblioteca tiene a casa questa. Proprio devo a pescare proprio, sai quelle cose... Non lo so. Poi però ci riesce, è bravo su questo. Non so che biblioteca tiene, ma io non sono capace di trovare quei film che trova lei. Vabbè, dai, vi saluto, ci sentiamo più tardi, ragazzi, vado a mangiare. Ma io ho mandato dei film già ieri. Sai che mi ha detto? Ha detto tu sei pazzo. Non sta bene, mi ha chiamato eretico, mi ha chiamato. Io ho mandato diciamo, il trailer di Tenun, dove ci sta, diciamo, quando incomincia a entrare. Senti qua, la scena è così, no? Incomincia ad entrare che sta arrivando, ma non è vero, non la pensare, non la guardare. Incomincia ad entrare, diciamo, il demone, cioè Satana, no? E la suora che sta fuori, che sta aspettando che si deve uccidere, se no si impossesserà del corpo. Allora sta aspettando, non si vuole buttare, non vorrebbe fare il sacrificio, però lo deve fare, se no quella poi viene posseduta. Improvvisamente si girano tutte le croci che stanno nella stanza all'incontrario, sai, con il verso all'incontrario. E io ho detto, avvocatello, guarda questa scena, non l'ha voluto guardare, quindi non la pensare al finale. Quello fa veramente paura. Proprio quando sta per entrare la suora, quella si deve buttare dal balcone per non farsi possedere. Quindi fa la preghiera, dice: Perdonami, Signore. Vedi, hai visto? Hai visto? Hai visto Jasmine? No, la faccio mettere a paura Jasmine al finale. Vedi, c'ha paura. Perché non lo guardi quel trailer? È un trailer, non è una piccola parte. Cioè, la piccola parte, proprio diciamo piccolissima, quindi guardala a mezzanotte mi raccomando. Sì, ma io ho mandato pure un sacco di film. Dopo ti mando l'esorcista, quando gira la testa. Ma vado a piazza scene, Ah, oppure ti mando quello che mi sono visto ieri, là, l'eretico, l'esorcista 2. Al finale mi piace la scena quella di Pasusu, quando quello sta facendo la guerra. Che sta il prete che la va a prendere in Africa. No, Jasmine, al finale, vedi come fa? Poi non si vede. Gli mando i film. Non è che gli mando il film, poi gli mando il trailer al finale. Sei pazzo, eretico, tu sei il male, ma addirittura. Non ti preoccupare, tu trovi un bel film. Quindi devi fare un aggiornamento, avvocato, e solo io te lo posso fare l'aggiornamento a te. Tu stai un po' arretrato, quindi ti devo fare io per forza l'aggiornamento, se no qua tu ancora senza Dio. Ma secondo te, no, nel film di paura, dove proprio si parla del diavolo, no? Al finale Dio ci sta sempre nel finale. Quindi è normale che all'inizio non ci sta Dio, no? Però nel finale esce Dio poi, quindi all'inizio è solo il male, poi al finale vince il bene. Quindi purtroppo se il film di paura è così, quindi incomincia senza Dio e finisce con Dio. Quindi per vedere questo film devi incominciarlo senza Dio. E poi alla fine, come sempre nei film di paura, il bene vince. Invece Avvocatello non lo sapevo proprio, ma anche il trailer. Vabbè, dopo ti mando il trailer dell'esorcista, quando il letto si alza e quello gira la testa. Poi vediamo se te lo vedi quello.
Sì, sì. No, ma al finale, guarda, Jasmine, io me le vedo come se niente fosse, non mi interessa proprio. Anche se, devo dire la verità, angosciano, questo sì, angosciano. Sì, sì, l'ho letto, l'ho letto. Madonna mia. Guarda, Tiziana, Tiziana. Sono quel genere di guarda come sta nascondendo il cadavere, cadavere, a Gillette, a Gillette. Marilyn Manson mi è mannati, Mamma mia. Ce ne stanno un sacco, poi buongiorno a tutti. Questo qua è buono, questo già potremmo ragionare. Te l'ho mandato mo, va. Guarda che ti ho mandato, bello, vedi? Tanto per iniziare una bella giornata, va. It, per il secondo. Vabbè, dai, ci sentiamo ragazzi, buona giornata, vado a mangiare.